Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Azzano e vi aspetto con le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Signora all'ascolto, buon pomeriggio, ben ritrovati a questo appuntamento con il nostro live per quanto riguarda l'informazione in Friuli Venezia Giulia. Apriamo chiaramente con il Green Pass, primo giorno del Green Pass e primo caso in Friuli Venezia Giulia. Questa mattina l'insegnante Nilla Cecchin, dipendente da 20 anni all'asilo nido privato Il Punto Gioco, gestito da una cooperativa di Roveredo in Piano in provincia di Pordenone, si è recata al lavoro. La stessa non ha presentato il Green Pass, affiancata a questo punto dal responsabile nazionale della coalizione etica, la lista del candidato sindaco di Pordenone Vito Claut, Maurizio Sarlo per la precisione. La Cecchin ha chiesto che le fosse messo per iscritto il rifiuto di accedere alla struttura. Sul posto sono stati chiamati gli agenti della polizia locale per le indagini e messa a verbale. La vicenda avrà uno strascico giudiziario, visto che l'insegnante, su consiglio del presidente della coalizione della lista etica, sporgerà denuncia. E ora su immagini chiaramente di repertorio, perché questo è, un attimo di pazienza perché è partito involontariamente, ecco. Parliamo di immigrazione chiaramente, come potete vedere da queste immagini, ripetiamo, di repertorio, perché ci sono stati dei rintracci di migranti per un totale di 60 persone di varie nazionalità questa mattina dalle forze dell'ordine nei pressi del confine con la Slovenia nel territorio della provincia di Trieste. I gruppi giunti in Italia attraverso la rotta balcanica sono stati individuati all'autoporto di Fernetti e a San Dorligo della Valle, lungo la strada della Rosandra e lungo via dell'Istria. Tra i migranti non risultano persone provenienti dall'Afghanistan. Sono stati tutti accompagnati nella struttura di polizia di frontiera a Fernetti per lo screening sanitario e per le pratiche di identificazione. Chiaramente ulteriori indagini in corso da parte della polizia. Come per le precedenti edizioni, anche nel corso di questi mesi estivi, la Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia, nell'ultima settimana di luglio e di agosto, ha partecipato all'operazione congiunta europea denominata Safe Holiday, organizzata da RODPOL, European Road Policing Network. RODPOL è una rete di cooperazione tra le polizie stradali nata sotto l'egida dell'Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi membri, oltre alla Svizzera e la Serbia, la Turchia, e in qualità di osservatore la Polizia dell'Emirato di Dubai. L'organizzazione sviluppa una cooperazione operativa tra le polizie stradali europee con l'obiettivo di ridurre il numero di vittime della strada e degli incidenti stradali in adesione al piano d'azione europeo 2021-30. Tale attività si sviluppa attraverso operazioni internazionali congiunte di contrasto delle violazioni e campagne tematiche in tutto il continente all'interno di specifiche aree strategiche. E ora parliamo di cultura. Vediamo che non parta di nuovo. Ecco qua. Perché questa mattina c'è stata un'importante iniziativa, Icarus, ovvero Integrazione Cultura Ambiente Rurale Sostenibile. Il festival che unisce eventi culturali, arte, escursioni, attività formative, buone pratiche per valorizzare i territori del Green Belt del Friuli Venezia Giulia che corrono lungo il confine con la Slovenia. Oggi è stato presentato il ricco programma di eventi e attività che iniziano il 7 settembre prossimo e proseguono fino al 17 ottobre e che sono stati ideati per promuovere le specificità del territorio, le tradizioni, le attività produttive, le professionalità e le bellezze naturali. Un gran lavoro di squadra coordinato dal Comune di Stregna che coinvolge oltre 50 partner e patrocini tra comuni, organizzazioni no profit, aziende e associazioni. Per la regione era presente l'assessore Tiziana Gibelli. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Chiaramente ulteriori news sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguo di giornata.
Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.